Oggi è la giornata conclusiva di questo progetto qui presso l'Istituto di Fontanelle. Sì, oggi concludiamo questo progetto Dedalo promosso dalla Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, che ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni e possibilmente anche le famiglie, quindi gli adulti, alla necessità di creare ambienti sempre più ecosostenibili, alla sensibilità ambientale per preservare il sistema nel quale viviamo e per rispettare tutti gli esseri viventi, dalle piante agli animali e ovviamente a tutti gli esseri umani. Lo scopo è quello di fare sì che gli alunni abbiano maggiore consapevolezza e con le loro azioni e i loro comportamenti possano contribuire a rendere l'ambiente di vita più accettabile e più sostenibile. L'attività si è svolta anche con azioni pratiche che sono state realizzate nello spazio esterno della scuola, nel giardino, e quindi ci sarà modo oggi di presentare anche i risultati di queste esperienze. Vede, un anno che si è concluso, possiamo tracciare un bilancio delle tantissime attività che l'Istituto Verga e l'Anna Franca avete fatto, quella che dirige. L'istituto è da anni impegnato su più fronti, quindi ci sono state tutta una serie di iniziative, di attività, sia qui nella scuola primaria ma anche nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di primo grado. È stato l'anno in cui abbiamo sperimentato per la prima volta il modello DADA e siamo in fase di bilancio conclusivo. È stato l'anno in cui abbiamo realizzato vari progetti PNRR, le attività Erasmus di internazionalizzazione dei percorsi di studi, attività di sensibilizzazione con le giornate unitarie, il giorno della legalità, il giorno contro la violenza sulle donne, le attività per la sensibilizzazione sull'autismo, la giornata della legalità. Sono tutte iniziative che ovviamente impegnano i docenti e attraverso i docenti ovviamente tutti gli studenti e le loro famiglie per far sì che ci sia maggiore consapevolezza su quelli che sono i fenomeni che riguardano la vita di ogni giorno. È un evento finale dove restituiamo alla comunità educante, agli ospiti che abbiamo invitato, i risultati del percorso che abbiamo fatto. Primo fra tutte un mazzo di carte elaborato dai bambini dopo aver imparato una serie di concetti, che servirà a orientare, suggerire ai policy maker come rigenerare uno spazio urbano, se abbandonato o sottoutilizzato, a misura di bambino e adatto ad ospitare una comunità multispecie. Come si svolgerà il programma oggi? Il programma prevede una prima parte con una presentazione frontale del lavoro fatto, che in parte sarà curata da me, in parte direttamente dai bambini, che racconteranno agli adulti presenti cosa hanno imparato durante il percorso. Poi visiteremo il giardino della scuola che abbiamo iniziato a rigenerare, piantando degli alberi della macchia mediterranea e degli alberi da frutto di varietà antiche siciliane, che sono stati adottati durante il percorso dai bambini per un mese, curati e poi messi a dimora in questo spazio come primo atto della rigenerazione. E poi a seguire ci saranno dei micro tavoli di progettazione per far sperimentare l'utilizzo di questo mazzo di carta agli adulti presenti durante l'approccio degli studenti come è stato? È stato molto entusiasmante, diciamo che sono stati molto coinvolti durante il percorso, si sono appassionati ai temi trattati e dai risultati che abbiamo ottenuto possiamo sicuramente affermare che il percorso ha avuto un impatto molto importante sulla costruzione, diciamo, di una coscienza, di una consapevolezza più vicina ai temi della sostenibilità ambientale. Abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, il progetto Dedalo, che ha dato la possibilità ai bambini di sperimentare un nuovo modo di fare didattica attraverso attività laboratoriali, spostandoci all'interno di diversi laboratori e soprattutto cercando di farli avere il contatto con l'esterno, con la terra, con un nuovo modo di scoprire la realtà e la rigenerazione di luoghi che possono essere per loro importanti sia dal punto di vista didattico ma soprattutto emotivo, perché si sa bene che il sapere è sinonimo di sapore, quindi una didattica laboratoriale sicuramente resta impressa nel tempo. Oggi è la conclusione di questo progetto, di questo percorso fatto.
Oggi è la conclusione, faremo questa manifestazione con i docenti che hanno partecipato al progetto, con il dirigente scolastico della scuola Anna Frank, con i genitori, e daremo modo di vedere come attraverso una didattica attiva ed interattiva i bambini hanno progettato la rigenerazione del posto in cui vivono.